Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza. Noi ritorniamo con questa conferenza stampa sul tema della sanità e delle schede ospedaliere. Perché ci ritorniamo? Perché pensiamo che discutere di sanità in questa città sia fondamentale. Non c'è cittadino che non abbia bisogno di assistenza sanitaria, di assistenza sul territorio, e quindi credo che l'appello che noi facciamo oggi con questa conferenza stampa è di chiamare in maniera unitaria. L'appello nostro oggi è chiamare in maniera unitaria tutte le categorie economiche e i cittadini ad affrontare questo tema non in maniera superficiale, ma di studiare attentamente cosa vuol dire la proposta che viene fatta dalla Regione, quali effetti avrà sul nostro ospedale, quali effetti avrà per i servizi del nostro territorio. Quindi non c'è nessuna pretesa da parte nostra, né di primazia né di solitudine nel proporre questa iniziativa. Pensiamo che sia un tema importante che non va trascurato. Seconda questione, noi ritorniamo su questa cosa per dire che in passato abbiamo fatto delle battaglie a difesa del nostro ospedale. Io so benissimo che a volte è più facile guardare da un'altra parte piuttosto che affrontare le difficili questioni che la sanità pone a livello locale e a livello regionale. Però dobbiamo avere il coraggio, lo dico a tutti, personale medico, il personale che opera in tutta la struttura sanitaria, cittadini, forze politiche, bisogna avere il coraggio di affrontarla, perché se non fosse successo così in passato, vi ricordo che c'era l'idea di portare l'ospedale a parecchi chilometri dalla nostra realtà, c'erano firme anche allora, appelli di medici che dicevano è giusto cambiare ospedale e quant'altro. Quella volta abbiamo fatto una battaglia e l'abbiamo vinta. E se l'ospedale oggi è un ospedale con le caratteristiche di qualità strutturale, di cambiamento di marcia in questi anni, è frutto di un impegno politico che c'è stato allora e di una capacità del direttore generale di realizzare quelli che erano gli obiettivi che la politica si era data. Quindi anche su questo punto non c'è nessun attacco dal bene, che riteniamo un ottimo manager della sanità e che sia un patrimonio del nostro territorio e oltre. Però non possiamo, per paura di inficiare il lavoro positivo fatto dal BEN, non avere il coraggio di dire come le cose stanno sul tema delle schede ospedaliere. Le schede ci tagliano, ci ridimensionano, tagliano dei primari importanti. Siamo l'unica realtà che tagliano il primario di nefrologia del Veneto, l'unica realtà. È inconfutabile perché è scritto questo sulle schede. I tagli ai posti letto, i tagli ad altre apicalità, e soprattutto la cosa che ci preoccupa di più è la vicenda legata al declassamento del nostro ospedale. Nella gerarchia degli ospedali veneti noi arriviamo buoni ultimi. Questo nel breve, voglio dire a tutti i cittadini, a tutte le forze politiche e sociali, nel breve cosa ci diranno? Ma avete un bello ospedale, ve l'abbiamo ristrutturato, ma nel medio e lungo periodo noi verremo declassati in tantissimi servizi e noi non possiamo permettere a una realtà come la nostra che vengano tagliati i servizi essenziali per la nostra realtà. Quindi va detto questo, ospedale di base, declassamento, ma soprattutto la cosa che ci lascia basiti è che avevamo fatto un ottimo lavoro in sede di legge regionale sulla legge sociosanitaria, in cui eravamo riusciti a far inserire una clausola importante che tra l'altro viene riportata nelle premesse delle schede ospedaliere, viene riportata, che dice questo: gli ospedali SPOC, quindi gli ospedali di primo livello, sono ospedali che hanno un bacino di 200.000 abitanti. Noi non ce li abbiamo, però abbiamo detto nella clausola gli ospedali che sono molto lontani dall'ospedale hub Mestre, e noi siamo a 50 km,
Siamo con una Romea che tutti quanti conoscono, siamo in una realtà infrastrutturale complicata, ma soprattutto siamo anche una realtà che oltre a raccogliere il bacino degli abitanti c'è anche una realtà turistica. Abbiamo inserito in legge questa cosa, che proprio Chioggia, l'abbiamo citata perché l'abbiamo scritta a più mani noi qua da Chioggia, è dentro la proposta del Partito Democratico fatta in regione e accolta da tutti i consiglieri regionali, che dice laddove ci siano ospedali che sono in condizioni strutturali lontane dal centro hub, che hanno una situazione morfologica anche particolare del proprio territorio e soprattutto che ci sia anche la componente turistica, ci sia la possibilità di restare a ospedali di primo livello o ospedali con termine inglese SPOC. Questo non è successo, c'è una contraddizione. Noi invitiamo i colleghi consiglieri regionali di tutte le forze politiche, e quindi invito anche le forze politiche locali a farsi da tramite con i loro consiglieri regionali a segnalare questa incongruenza. Noi veniamo definiti a pagina 2 della delibera di premessa che vi abbiamo dato, vi daremo, siamo indicati come ospedale di primo livello o ospedale SPOC. Chiediamo a tutti i colleghi di sistemare questa dicotomia tra quello che si dice in premessa sugli orientamenti e quello che poi viene inserito all'interno delle schede. Questo è il nodo, quindi nessuna polemica né con Dalbene, nessuna polemica con i primari. Noi diciamo che siccome siamo e viviamo qua in questo territorio, non veniamo da lontano, non prendiamo la macchina per venire a Chioggia, viviamo tutti i giorni e abbiamo a cuore le sorti dei nostri cittadini, dei nostri familiari, dei nostri amici, di tutta la nostra collettività e anche di turisti che vengono a Chioggia. Vogliamo, come tante altre realtà, essere rispettati. Voglio ricordarvi che Porto Gruaro, San Donà, Mirano, Dolo sono ospedali di primo livello, sono ospedali SPOC. Ci spieghi qualcuno perché la nostra realtà, che tra l'altro è la più lontana, non cito gli ospedali, guardate, sono dei casi in tutta la regione di realtà molto più piccole. Ecco, nella realtà della città metropolitana di Venezia ci sono 4 ospedali che hanno dignità a primo livello, e il nostro, e ahimè purtroppo anche l'ospedale civile di Venezia, che invece vengono declassati. Mi sembra veramente ho usato il termine, una cattiveria che viene perpetrata nei confronti delle nostre realtà, che non ci meritiamo. Primo, perché in passato abbiamo lavorato per ristrutturare la nostra struttura e grazie al lavoro di Dalbene e del suo staff i risultati li vediamo dal punto di vista strutturale, ma siamo preoccupati rispetto a quello che sarà il futuro. Quindi nessuna polemica in questo momento, uniamoci tutti quanti, categorie, soggetti sociali, cittadini, mettiamoci già sabato prossimo, so che c'è un'iniziativa promossa da CGIL, dal comitato sulla sanità, quindi faremo altre iniziative, troveremo modo di far capire esattamente che non c'è nessuna voglia di delegittimare, quella cosa importante, non c'è nessuna voglia di delegittimare la funzione, la qualità del nostro ospedale. Lungi da noi, vogliamo difendere invece il lavoro che è stato fatto fino adesso, merito della struttura amministrativa, merito dei medici e di tutto il personale ospedaliero che opera in territorio, quindi non c'è nessuna voglia nostra e capiamo benissimo che potrebbe essere interpretata e letta in questo modo, e per questo siamo qua oggi di nuovo a ribadire le nostre posizioni con grande chiarezza. Ecco, ho il capogruppo e il consigliere Montanariello, se vogliono aggiungere qualche ulteriore osservazione.